E andiamo invece con il professore Guglielmo Cegolin. Come detto, lui è presidente di Storia Limes e Club per quanto riguarda Pordenone, Udine e Venezia. Cosa succede nel nostro Mediterraneo? Paesi ovviamente scossi da profonde crisi, la Tunisia, il Libano e ovviamente la Libia. Ma soprattutto, e faccio una domanda, perché siamo direttamente interessati, professore? Siamo direttamente interessati perché una simultaneità delle crisi, prima di tutto di Libia e di Tunisia, ci mettono in difficoltà sul versante dell'immigrazione. Però poi la riflessione è un pochino più generale, cioè in questo periodo estivo tutto sommato siamo distratti da alcune cose e non notiamo dei fatti che stanno accadendo. Prima di tutto in Libia è molto difficile la stabilizzazione istituzionale, con le elezioni in programma per il dicembre di quest'anno, le elezioni presidenziali, ma con difficoltà del Parlamento libico a creare una legge, ad approvare una legge elettorale. Non è ben chiaro già il tema delle candidature, in questi giorni si sta discutendo se possono essere anche militari oppure se possono essere anche soggetti con una doppia cittadinanza e così via. Quindi una situazione di forte instabilità che poi deve anche arrivare a raggiungere l'unificazione del bilancio e ovviamente anche preliminare a tutto un completo cessate il fuoco. In Tunisia invece sta entrando in una forte crisi perché il presidente Sayed ha allontanato dal potere il premier Mecici e quindi in questo modo si profila anche in Tunisia lo scontro e le divisioni nel mondo sunnita con l'instaurazione di un coprifuoco, con delle rivalità tra il premier che è stato sostenuto dai fratelli musulmani e praticamente il invece capo dello Stato che cerca di eliminare, di allontanare questi fratelli musulmani, quell'influenza dei fratelli musulmani dalla Tunisia. Quello che è un po' accaduto in Egitto. La stessa cosa con Al-Sisi è accaduta in Egitto, quindi sono ricorrenze che però stanno destabilizzando la Tunisia e quindi stanno destabilizzando il confine di 1800 chilometri da Tunisi a Bengasi, che è la fonte della nostra immigrazione per quanto riguarda i barconi, per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, per quanto riguarda l'emergenza umanitaria nel Mediterraneo, quindi c'è un problema che ci tocca. Ci tocca anche però il Libano, per esempio, perché in Libano c'è il generale Del Col alla guida di UNIFIL e lì il Libano, anche lì è una situazione da stabilizzare dopo un anno, è passato un anno il 4 agosto dall'esplosione nel porto di Beirut e lì dimostra l'Italia di avere una capacità di influenza. In che modo? Riesce l'Italia ad avere un ruolo addirittura mettendo in dialogo Hezbollah e Israele, quindi due situazioni di estrema criticità praticamente tra Israele e Libano. C'è ancora la guerra, non è stata dichiarata come dire una pace, una vera e propria pace formale e noi però italiani abbiamo un ruolo con la missione UNIFIL di riuscire a tracciare il confine e di far dialogare Hezbollah con Israele, e questo anche per gli aiuti umanitari che Israele vuole dare al Libano per la ricostruzione e la ripresa economica di un paese ormai devastato dalla situazione anche politica, ma adesso dalla corruzione, da tante cose, ma adesso dalla situazione economica del porto devastato dall'esplosione, e adesso noi, come dire, dimostriamo lì di avere un ruolo di capacità di far dialogare soggetti impensabili, ecco che. E quindi anche qui nel Mediterraneo dovremmo avere proprio questo ruolo, per certi versi mettendoci alla guida o comunque seguendo e facendoci però campioni sia dell'Unione Europea che delle Nazioni Unite, proprio per una stabilizzazione del Mediterraneo che è il nostro interesse principale. Bene. Professore, c'è qualche appuntamento importante da ricordare? Ma diciamo da ricordare la partnership tra Istoria e il Master in Intelligence and Information Technology dell'Università di Udine. Sono partite le iscrizioni, ci sono già i primi iscritti, è un tema di una attualità incredibile, sia la geopolitica che influisce
su tutti i mercati finanziari, per esempio, è diventato l'elemento più rischioso, ma la tecnologia, come abbiamo visto con la cyber security, per quanto riguarda per esempio l'attacco alla Regione Lazio, vediamo l'importanza di questi temi sia per le imprese che per le pubbliche amministrazioni. Quindi io consiglio a chi ha intenzione di entrare nel mondo del lavoro sia nella pubblica amministrazione che nelle imprese nel nostro territorio di sfruttare questa opportunità, cioè il primo master in Italia in Intelligence Information Technology erogato proprio dalla nostra Università di Udine, sia online che in presenza. Professore, grazie, ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Ringrazio e saluto l'amico Guglielmo Cevolin, presidente di Storia Limes Club, Pordenone, Udine, Venezia. Grazie a voi.